Qualsiasi napoletano dovrebbe chiedere l'indipendenza, perché amici cari, quello che avete visto in televisione, la Scozia che chiede l'indipendenza, la Scozia che sta bene, la Scozia che non ci si trova nelle condizioni che stiamo noi, niente meno, quelli che stanno bene fanno le manifestazioni per liberarsi dallo Stato inglese, e noi che invece stiamo male, cumbenate, che non si capisce se viviamo ancora nel terzo millennio o viviamo nel Medioevo, gabelle, così, che c'hai? La casa la devi pagare, che c'hai? Il servizio della luce la devi pagare, le strade dissestate le devi pagare, un caffè la da pagnare, stiamo sempre a pagare perché siamo sottomessi da un secolo e mezzo e ci stanno martellando ogni giorno. Poi non posso mica venire a dire le persone che si suicidano, le aziende che falliscono. L'indipendenza significa liberarci della casta. Sventolando sono le bandiere di quel regno che è durato secoli, di quel regno che ha lasciato questa piazza, ha lasciato tutta una serie di primati, cioè ha detto: «Ehi, napoletà, con noi i soldi erano di oro, con loro sopducchie». Tutti, invece no, amici cari, non vogliono perché sono funzionali al fascio dei partiti, non vogliono che ci sia questa possibilità. Loro non sanno che invece questa possibilità c'è e che la gente comune aprirà gli occhi, perché basta, la più grande propaganda ce l'ha fatto proprio la televisione fuorilegge, dicendo che gli indipendentisti in Scozia sono il 45%. E beh, io che sono napoletano dico vabbè, e non ci siamo più feste da loro, noi che stiamo male non facciamo niente,